Siamo giunti così alla settima corsa conclusiva del programma odierno. Un miglio per cavalli di 4 anni, sono 7 dietro l'autostart: 1 Calcutta Lux, 2 Caruso Grad, 3 Cedro Bro, 4 Cesare dei Veltri, 5 Cometa LL, 6 Coffee Mail, seconda linea, 7 Can dei Greppi. In chiusura Cesare dei Veltri e Can dei Greppi sono i più attesi. Andrea Vitaliano in sediolo a Cesare dei Veltri, favorito. Macchina che accelera proprio Cesare dei Veltri, cerca di portarsi a condurre su Caruso Grad, mentre all'esterno è svelto anche Cometa LL. Ha preso il comando Cesare dei Veltri, l'attacca Cometa LL, i due ingaggiano un breve duello. I primi 200 in 14,3, poi si ritrae Cometa LL in terza posizione, preceduto da Caruso Grad. Gli altri nettamente più discosti cercano di recuperare dopo lo strappo iniziale, 29,4 i 400, e vediamo che progredisce all'esterno il numero 1 Calcutta Lux, è seguito da Can dei Greppi. Ha sbagliato intanto Coffee Mail. Se ne vanno in 47 i primi 600 di gara, con mezzo miglio che il leader completa in 1 minuto e 4 decimi e affronta al comando la penultima piegata, sempre talonato da Caruso Grad. Gli altri faticano a progredire, con Calcutta Lux che rimane ai fianchi di Cometa LL, se ne va il chilometro in 1:15,4. Sempre leader Cesare dei Veltri, che allunga quando siamo a 500 dalla conclusione, viene via dalla seconda pariglia esterna Can dei Greppi, che raggiunge Caruso Grad. Intanto però è nettamente in vantaggio Cesare dei Veltri quando siamo a 350 dall'arrivo. Cesare dei Veltri in testa e seguito da Can dei Greppi, Caruso Grad in calo. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Cesare dei Veltri in vantaggio, Can dei Greppi all'inseguimento. Ci prova Can dei Greppi nel finale, trova un po' in difficoltà Cesare dei Veltri, lo impegna a fondo nelle battute conclusive e sul palo emerge Can dei Greppi. 1:15 e 1 il ragguaglio conclusivo, 37 a chiudere. Can dei Greppi e VP dell'Annunziata chiudono il pomeriggio all'Arcoveggio, piegando nel finale Cesare dei Veltri, che ha tentato l'estrema difesa nel finale ma ha dovuto soccombere all'allievo di VP dell'Annunziata. Roberto Biagini al training per il signor Nicola Del Rosso. Rivediamo le battute conclusive. Can dei Greppi che ha ragione di Cesare dei Veltri, lo piega di giustezza nel finale, un'incollatura abbondante sul traguardo. Numero 7 di Can dei Greppi, VP dell'Annunziata, davanti al numero 4 di Cesare dei Veltri e Andrea Vitaliano. Mentre per il terzo dovrebbe essere Calcutta Lux ad aver piegato Caruso Grad, ma aspettiamo naturalmente l'arrivo ufficiale del giuria.